Sono Cyber Zero, lui è Mr. G. Veniamo da un futuro dove la musica ha cessato di esistere. Sono un cyborg, metà uomo e metà robot. Il mio cuore è diviso, metà è umano e metà è sintetico. Nelle mie composizioni cerco di tirar fuori la mia parte umana, ma nel mio sound esce fuori la mia parte robotica. Ho sempre avuto un'attitudine punk, ho sempre amato il blues. Secondo me blues punk potrebbe essere una giusta definizione, nonostante le influenze siano molteplici. Prima suonavo in un duo chiamato The Cyborgs, ma nel 2018 sono andato via dal duo ed ho voluto tirare fuori il mio progetto solista. Avevo bisogno di un essere che generasse dei ritmi potenti e martellanti. Cercando in ogni anfratto della terra sono incappato in Mr. G. Un automa che fin dalla prima accensione ha tirato fuori dei ritmi che erano perfetti per le mie composizioni. Mi sono stabilito qui perché è una terra dalle mille risorse. I paesaggi offrono molti spunti, alcune zone desolate mi ricordano del mio futuro. A livello strategico si è ad un passo dall'Europa, quindi per tour, festival o altro è molto comodo. La zona in sé offre alcuni locali molto interessanti, dove ci siamo esibiti già molte volte. Sono uscito in questi giorni con un singolo, Too Much, con un videoclip girato dalla mia amica Erika Errante. Uscirò presto con un disco con l'etichetta Four in a Room. Ci saranno 9 tracce, di cui durante il 2021 usciranno almeno altri 2 videoclip. Abbiamo all'attivo già 2 album live. Scrivo le canzoni partendo da un riff, molto spesso, a volte da una frase. Ho già parte della ritmica in testa, ma con l'apporto di Mr. G il brano diventa più incisivo. Lo proviamo durante i soundcheck direttamente, limitando le prove, che per quanto mi riguarda in un genere come il nostro e per via della nostra attitudine, andrebbero a squadrare un po' troppo il brano. Preferisco ci sia molta più anima che testa nelle mie composizioni. In questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori. Vi consiglio vivamente di venire ai nostri live, perché ognuno di essi è un'esperienza a sé, molto difficile da raccontare. Un messaggio di speranza per voi umani. Questo periodo di difficoltà finirà presto, ve lo assicuro, perché nel nostro futuro il virus è già stato debellato. Dovete solo avere un po' di pazienza e tenere duro. Sono Cyber Zero, accompagnato da Mr. G alla batteria. Potete ascoltare e guardare la nostra musica su YouTube, Facebook, Spotify, cercando Cyber Zero.